Ecco stasera l'ultimo giorno in Bastiglia, Patrizia. E l'ultimo di Sisavi Antonio Bastiacci. All'occasione di Avesta di Lingua. Avesta di Lingua. Giochiamo. Allez. Salute a tutti, felice di ritrovarvi in Via Stella. Si compie stasera settimana in Bastiglia l'occasione di Avesta di Lingua e compiamo stasera anche due belle squadre. Sembra allora di una rivincita tra una squadra, che conoscete tutti, la squadra di i Chiamadialesi, l'Anzianetti, Mai Pesce, Vincenzo Ronci e Paolo Felice Nasica. Salute. Ovvio, da poi più di 40 anni quantunque, Vous les faites pas. Vous les faites pas. Ringraziate. 40 anni di mestiere, quantunque. Vous les faites pas. Cette équipe ha una rivincita. Perché avete già scontrati i giovani. Vanno pistato, No. Grazie all'inglese. Anche l'inglese. Dunque ritrovate stasera i Chiamadialesi, i giovani, Petro Santugelfucci, Stefano Pesce, Lisandro Lecca, salute. Salute. Baba. Voi siete qui pas? Chacun nostra goncia. Non c'è più rispetto. Ovvio, non c'è più rispetto. No, non c'è più rispetto. Siete sbagliati di nome. Ah bon, cosa ho detto? Stefano Pesce e No. Lisandro Ti ha Lecca. detto Stefano Pesce, perché c'è scritto Stefano Pesce, mais bon. Tu vas, Lisandro? Tu vas bien, Lisandro? Stéphane? Pareil. Bon, ça va aller. Alors, voilà. Non plus. Voglio salutare, sapendo a me Patrizia che ci saluta. Buonasera. E come sbaglio mica. Bon, io voglio dire un affare ed è detto 40 anni di mestiere e io digeria 40 anni di viaggi, di canzoni e soprattutto 40 anni d'amicizia perché i Chiamadialesi hanno riesciuto in Deuganto ma hanno riesciuto soprattutto una bella storia d'amicizia e a Broa l'abbiamo qui stasera. Puletti Sciaccamanà, i Chiamadialesi, stasera. In Isolocchi, Piazza di Agorte. Giochiamo a Raffica. Bon, giochiamo a Raffica ci vuole rispondere il più presto possibile, a poche di domande, mettete mani in tuo fondo. Tutta risposta, Pittietti, rispondete bene, Pittietti 20 punti. Chi famoso scoglio Bastiaccio ha fatto andare a volo la nave Louise in un 1860. Quel célèbre rocher Bastille a précipité le naufrage de la Louise? C'était en 1860. Ziccona. Ulio. Spera che esista ancora a Zecca. Ulio, giusto appunto all'entrata di Uetiu Borto e chi rendi a manovare per i fratelli di figlio e Uia Luisa è stato per proverbio, posto che quando lui si fa un viaggio di figlio, le longo si dice è come Uia Luisa. Continuiamo. Chi è il punto comune tra Hubert, Zec, Tintin, Imantini e Pidot? A parte che li sono i Bastiacci, I gongoni, no? Chi è il punto comune? I Insomma, Magagnoni. Magagna. Il punto comune di Amagagna, risposta una. A Magagna, ci sono domande che corrispondono appena a Bastiglia, si può pensare a Magagna Bastiaccia. Qui abbiamo soprattutto una, perché elli, sono appena più giovani, ma qui avete proprio una squadra di Magagnoni. Chi paese lo Bastiaccio è famoso peso pauso tiasso di nivere? Carlo. Tocca a voi di rispondere, mi dite. Carlo. Risposta una. Sono nivere. Anche Emilia. E c'è tutto. Chi è il nome di l'autore di Pesce Anguilla? È un nome? Chi è il suo nome? Non l'avete mica. Batta la pesca. No, Pedro batte la pesca, no, c'est pas lui. Si no, si con una amica.
E o val suo nome, chi gira? O val suo nome di Laudore di Bescianguini. Batte la pesca, la pesca. E mica batte la pesca, no, batte la pesca di un personaggio. No, batte la pesca di un altro. Vi posso dire che un figlioletto mica abbastanza esabientoni, perché ne abbiamo parlato di Sebastiano Dalzetto e uso era un uomo che era Sebastiano Nicolai. E Dalzetto è quantunque quello che ha scritto a Pescianguilla, eh? Dunque, normalmente si conosce. E noi conosciamo il cognome. In Bastia e i professori di noi devono... Se maniera in Bastia tutti quelli che hanno il cognome conosciamo mica il Che vera. Chi è un nome di nascita di Mohamed Ali? Cassius Clay. Vabbè, i giovani, Zanancheli, risposta a ora. Eravamo di corsi, eravamo venuti in America. Allora, Cassius Clay ha cambiato di nome quando è diventato musulmano. Infatti, immagino un uomo, cazzutadore celebre, famoso, che ha fatto assai per la comunità negra e per i diritti contro la guerra in Vietnam e opposto. Dunque, era un uomo che faceva assai per i diritti umani. 20 punti. Siete in testa con 40 punti, bravi. Allez, giochiamo a Variavia. Allora, giochiamo a Variavia, una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, Patrizia vi faccio 3 proposte e me la cominciamo con l'anziani. Prima domanda per voi. In che battaglia di Napoleone è morto il giocante di Casabianca, che ha dato suo nome a un liceo di Bastia? Tra. Allora, dire la battaglia d'Aboukir, quella di Trafalgar o quella di Iéna? Dunque, Aboukir, Trafalgar o Iéna? A prima, a Bucchir. Trafalgar erano gli spagnoli contro gli inglesi, non c'erano mica lì. A Bucchir. Amiral Nelson. Voilà, guardate, Maria sabia che le racconta. Come? Risposta buona. Contro l'armata spagnola. Voilà. E dunque è morto giocante, che aveva 9 anni, è morto a Bulus di Casabianca, dunque. Lus, Ugaruglio. Ugaruglio e giocante o liceo. Chi poeta francese? Oh, ha già appena cominciato. Oh. Lasciatemi continuare. Ringraziato. Ragazzi, te la sei contenti. Chi poeta francese è stato imprigionato in 1911 per la rubeccio di la Gioconda. Allora, un poeta francese è stato imprigionato per la rubeccio della Gioconda. Era Guillaume Apollinaire, Paul Valéry o Louis Aragon. Tocca a te. Apollinaire. Risposta buona. Ma dopo Bravo! ti sono sbagliati, l'hanno capito. L'hanno capito perché era un segretario. Il segretario d'Apollinaire era sospettato da rubare, dunque Apollinaire pensavano che le rendeva combricola, infatti no, non era nessuno. C'era un certo Vincenzo Perugia, che era un vidraio che lavorava a Louvre. Chi famoso dirigente ha picchiato lo scagno dell'ONU con la sua scarpa in 1960 per far sisente? Ha picchiato lo scarpo, ha picchiato con lo scarpo non t'ha tavolino. Qual era, Patrizia? Nikita Khrouchtchev, Fidel Castro o Charles de Gaulle? Khrouchtchev. Oh, risposta buona. A voi aveva uno di questi. C'era un contrasto tra il presidente delle Filippine e un comunista russo e lui, a un momento dato, ha pigliato la scarpa e ha detto basta da sento a me. E ha fatto l'aperitivo, Renzo. Può essere. Chi uomo politico ha chiamato il suo libro di memorie Le Serment de Bastia? Allora, tra Michel Rocard, Charles Pasqua o Achille Peretti? Ha chiamato il suo libro di memorie Le Serment de Bastia. Peretti. Charles Pasqua. Pasqua, sì. Quasi. E allora, è un libro che è stato scritto con il giornalista Jean-François Achille e che infatti ribia Le Serment de Bastia, che era stato fatto da Battiste Ferracci contro a proposta di Mussolini di voler annessare
a Gorsica. Dunque c'era stato sto discorso che hanno chiamato le serment de Bastia. Allora, i giovani di Chiamadialesi, avete 40 punti. Ma c'è un maestro in Mai che ha portato un po' di punti, siete in testa ancora 80 punti, bravi! Allez, mula saluta stasera la Socio Inoshi, so con noi in un pubblico stasera. Il y a aussi le club Fun Beluga, c'est de la natation synchronisée. Bravo, merci d'être là. On a SOS 4 pattes. Je sais que vous avez besoin d'un petit coup de main chez les politiques. On le case. Et il y aura un festival international du tango. Il y a les organisateurs qui sont avec nous. Ça se passe au mois de juillet à Borgo, c'est bien ça? Voilà, Sada Valla et Sada Canta. Bravo. Soprattutto le performance di tangueros e tangueras. Bon, per ora, Lanzanetti, sono in testa, giochiamo a trappola. Trappola, se domande preparate dai nostri candidati, ora cominciamo in cui Chiamadialesi giovani. Dunque avete scritto una trappola, rispondani bene, pigliali 40 punti. Non rispondani mica, si sbagliano, ripigliati 20 punti, quantunque. Quantunque. A noi non ci cacciate mica punti. Vi daremo dopo. Vi daremo. Ma già fa cada maniera da rubare. Una trappola di Chiamadialesi, pa i Chiamadialesi. Come l'altra volta? Quantunque. Di che colore? E un boie, non a cuprendola di un primo disco di Chiamadialesi. Non ta sol, cudia storia. Di che colore? No. Di che colore e un boie? Non ta cuprendola. No, l'hai detta. Che fallo? Oh, per piacere, che? No, ma l'ha detta. So fallo. Fallo. Gliela di. Chi è qui? Va. No, No. Come no? No, mica che. Io c'è qui. No. No, c'è qui. Posso rispondere? Sì? C'è due io non te la prendo. Papà. No, ma non è mica qui. Ma quello lì da re non si vede mica. Si vede Un primo o un secondo, je vais dire. No, di la trappola. Un tipo se le lame giletti, il y en a deux. Hein? La première et la deuxième. Vabbè, no, chi non può devanunda contro Eli. Allez, Laurent, continuiamo. Bon, dunque, chiediamo di una risposta una. Tocca a noi. Vabbè. Allora. Avete una risposta? No, noi ce n'è che una. Uno è bianco e nero, no? Uno fallo e uno castagnino. No, castagnino. Come si chiama il vostro gruppo? A noi non Chiamadialesi. Chiamadialesi. Allora, come si chiama la canzone che lui canta Vincenzo Bonci, non taulisco? Popolo Iu. Voilà. L'acqua. Oh, i giovani, conoscono i suoi Chiamadialesi, ma risposta una. A voi canta, Pedro Ganto, a voi de canta? Sole quattro stagioni, chi l'hanno inventata? Prendo i barragoni, se l'è ancora sostanciata. O acqua gori, anacqua giu isu, e l'acqua giu gore. Bravi. Po. Che spera, Vabbè. A qui de Beraghi. Penso essere un cantautore di Diami, sono stato un fan. Mi siete scordati. Penso che la trappola era meglio. Boh, ma hanno scelto chissà qui. Quantunque, quantunque. Siete sempre in testa, con 120 punti, 80 punti per voi. Ma, allora sapete, è l'ora di giocare, usciamo a capo. Cerchiamo una personalità, un personaggio stasera. 4 indizi, al primo indizio avete un'idea, rispondete bene, pigliate 60 punti. E poi dopo facciamo 10 punti a ogni indizio. Ma qui rispondiamo a tempo allora. Quando è bobuletti. Se vi sbagliate vi cacciamo un'onda. Dunque, se avete un'idea, picchiette e una proposta. Allora, passa a personalità, il primo indizio di Patrizia. Allora, sono nato in Deulot in 1912, ma sono cresciuto in Marsiglia. E si può dire che ho giocato a lei a Drau e Giuborto di Marsiglia e quello io a Stia. Annarella. Come dite? No. Eugene Annarella. No, non Michaelo, no.
Charles Brasco. Allez, un altro indizio per 50 punti. Nato in 1900. Il 1912, in de Lot. Lotte Caron. Lot. Per 50 punti, mi piacciono assai le cose anziane. Ma un mistero è di fare cose nuove. Case, ne ha giovato tanto in due mondo usano, ma quella di Bastiglia mi piace per via di azoista nanta umare. Allez, Pouillon. Pouillon? Qual è Pouillon? L'immeuble Pouillon. L'immeuble Pouillon. L'architecte Pouillon. Pouillon. Conoscete anche Pouillon? Il y avait Mademoiselle Noyer, l'organiste de Saint-Jean, qui habitait au dernier étage. Che abitò e allora era simpatica o... Eh ben, imparavamo a cantare qua su. All'epoca, diciamo. All'epoca, quando facevamo Berti Agora e di San Giova. Voilà. E il bastimento si chiamava Pouillon. L'immeuble Pouillon. Si chiama sempre Si chiama sempre Pouillon. chiama sempre. Mi scusate, io so Gagliacci, non conosco mica Bastiglia. Ma mi dite Pouillon? Quello oggi. Mi pare no. Mica fatto 2 urti, no? Se era mica... Conoscete l'architetto Pouillon? Non era mica Ha fatto, non so se l'ha fatto Pouillon, solo c'était- o forse ha fatto mica Campadora, quello che si Fernand conosce Mercato, come sì. il Gasale Pouillon, l'immeuble Pouillon, moderno, non ta uitu borto, ma forse ha fatto altri Gasali qui in Bastiglia, penso che non ha fatto altri. E infatti giornali da... Posso dire qualcosa? Yeah. Posso dire qualcosa? Yeah. Pouillon, eh? Pouillon Fernand. Pouillon Fernand. Dielo, hai risposte buone. Voilà. All'epoca, dunque, quando è giunto Pouillon, c'era una concorrenza tra Pouillon e un architetto bastiaccio, Louis de Casabianca, dunque, essendo dato che i cantieri, un'epoca l'avevano data a sto Pouillon, c'era appena di schizza tra l'architetto. Ce n'era un altro, ma era un altro Pouillon, ma lui era il re di Bayonne, mi pare. Ma può darsi che mi sbaglio. Non so mica. No, Pouillon, l'architetto Pouillon ha fatto Gasali appena l'aperto, Marsiglia, Chisi, all'aeroporto di Marignana, in U. Allora, passa a rivincita. I giovani, quantunque, 120 punti. Mamma e i suoi amici erano in piena forma stasera. Siete i nostri Sabi Antonio con 180 punti, bravo! Allez, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto pia cura degli stessi e di assogasa con le creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco chi è la partita. Tra i chiamadialesi, anzianetti e giovani. Chiami di Bouillon. Bouillon. No, non hanno mica preso Bouillon. Oh Patrizia, che bella settimana qui in Bastiglia. Ci siamo campati. Yeah. Tutte le sere all'aperitivo, Bussavi, stanno all'isola d'Elba, da Reda Boy, Laurent. Mi sono campato anche io. Vorremmo ringraziare le due belle squadre ben intese, messa bientone a me e al pubblico di stasera. Un ringraziamento a tutti. Si compie così questa settimana in Bastiglia. Ne abbiamo approfittato, ci siamo campati e ci ritroveremo a lunedì in nostro studio di Sabi Antoni. Da qui una stundetta l'informazione, chi volta non sta, via Stella. Ale, buona domenicata e a presto, ciao! A bene.